Ma siccome mi sono un po' dilungato, allora avevo in mente di fare un po' di canzoni. L'anno che verrà di Lucio Dalla, ad esempio, è un must che non può mancare. Ma non essendoci tempo, io direi di farla riassunta. Cioè in 5 secondi prendo le parti che mi interessano e poi passiamo ad altro, no? Diventa: caro amico, ti scrivo che il nuovo anno si farà l'amore e questa è la novità. Ok? Possiamo riassumerle tutte, no? Quella... Io la chitarra non la sento, però vabbè. Voi la sentite? E allora sono scemo io, scusate. Vedi? Penso che un sogno così non ritorni mai più. Poi d'improvviso venivo, con te. Alcune canzoni quando le riassumiamo non vanno a finire bene, tipo: c'era una volta una vecchia che adesso non vedo più, o anche ciunga 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 la 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 la, andavo a 100 all'ora, blen 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 blen, la 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 la. Generale dietro la contadina, anche se fa male, è quasi amore. La 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 la, la 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 la. Fatti mandare dalla mamma, fatti mandare dalla mamma a prendere quel coso con la mano. Ho bisogno di te, ho bisogno di te, dai scendi! Allora mi piacerebbe riassumere anche l'intera opera dei grandi artisti, tipo fare uno dei più grandi artisti è Celentano, tutta l'opera di Celentano in 15 secondi. Secondo me vi piace Celentano, proprio vedo delle facce come... non vedevamo l'ora di venire qui, spendere dei soldi, perché poi il sottotesto nelle vostre facce è sempre così, vedi? Vediamo un po' se arriviamo a, non dico a rientrare della spesa, ma comunque... Chiama Celentano, alzi la mano. Anche a me sta sul cazzo, però mi sembrava un punto di riferimento buono. Questa è la storia di uno di noi, anche lui non fa l'amore. Passano gli anni, ma 8 son lunghi e questo ragazzo non fa l'amore. E allora a mezzanotte sai che da un pugno chiuso una carezza nascerai la 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 la. Vabbè, non la faccio più questa. Celentano è sicuramente uno grandissimo della storia della musica, però andiamo al più grande artista italiano di tutti i tempi, che è Povia. L'ho detto io per togliervi l'imbarazzo voi, perché ce l'avete per Povia. Tutto Povia lo possiamo riassumere con: Luca era gay e adesso sta con un piccione e fanno oh che Tiziano Ferro, ah 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 oh 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 na 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 na. Bugo, lo ricordate Bugo? È passato, cioè proprio stato un qualcosa in mezzo tra noi e Sanremo, ha cancellato dalle memorie di tutti Bugo. Bugo è quello che a Sanremo ha preso e se n'è andato. E infatti la mia imitazione era questa, era Bugo. Chiama Vasco Rossi. Tutto quello che di grande Vasco ci ha lasciato nella sua carriera lo possiamo riassumere con... ok, passiamo a Baglioni. E domenica mattina si è svegliato già il passerotto, solamente adesso
che lei era la foto nuda di Brigitte Bardot. Da solo continuerò